Ciao, ci troviamo a Galzignano Terme e stiamo vedendo il giardino, uno dei giardini italiani più belli di Villa Barbarigo, il giardino di Val San Sidio. Al padiglione di Diana, conosciuto anche come Portale di Diana, si notano due pali a righe bianche e azzurre che ci ricordano i classici veneziani. Infatti non è a caso che si trovino lì, raggiungevano i Barbarigo da Venezia direttamente la loro villa tramite le barche. Questo giardino è stato costruito in seguito ad un voto per essere stati risparmiati dalla peste dai Barbarigo, in particolare da Gregorio Barbarigo. E fu proprio lui ad ispirare l'alta simbologia che troviamo in questo giardino monumentale. Questo giardino allegorico ha ben oltre 60 statue scolpite nella pietra d'Istria, pieno di fontane, cascate, ruscelli, laghetti, scherzi d'acqua e peschiere. È esteso su più di 10 ettari di superficie. Il percorso è un percorso di salvificazione, tra cui spicca il labirinto di Bosso, che arriva fino a più di 5 metri d'altezza, la simbolica grotta dell'Eremita, l'isola dei conigli e il monumento al tempo. Se ti è piaciuto questo video mettimi un like, iscriviti al mio canale per non perdere i prossimi video. Alla prossima, ciao!